Buongiorno, ben ritrovati. Tante oggi le notizie di cronaca, tanti collegamenti con i vari colleghi delle redazioni. Andremo fra pochi minuti a Vittorio Veneto, dove due operatori di una casa di riposo sono stati sospesi e accusati di maltrattamenti verso gli anziani, ma in primo piano lo sappiamo quello dell'eclissi parziale di sole, e tutti in Asia all'insù ieri per vedere questo fenomeno, tutto bloccato sul Grappa, dove però alla fine purtroppo la maggior parte dei turisti è rimasta bloccata proprio nel traffico. Ma ci racconta tutto la nostra Nancy Galdi, che è assieme a Edoardo Paris per la parte tecnica. Nancy, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ecco sì, grande partecipazione da parte di turisti e cittadini arrivati anche da fuori provincia per assistere all'eclissi parziale di sole. In molti hanno scelto la montagna, i punti panoramici del territorio per godersi al meglio lo spettacolo, ma l'afflusso è stato talmente importante da provocare lunghe colonne, quindi quello che sarebbe dovuto essere un evento da osservare con il naso all'insù per molti è diventata alla fine una lunga attesa in auto. Ne parliamo adesso con Simone Bontorini, il sindaco di Romano De Zelino, che ieri ha seguito da vicino la situazione e ha sentito anche molte storie da parte di alcuni visitatori su quanto accaduto. Dunque, sindaco, come è andata ieri? Quanto è stato importante effettivamente l'afflusso e che disagi ha comportato poi per la viabilità? Buongiorno a tutti. Da ieri pomeriggio l'attesa era molta e di conseguenza anche molte persone si sono riversate non solo sulla parte delle colline di Romano e di tutta la pedemontana, ma anche su Cima Grappa. C'è stato un afflusso così importante che ha comportato sia code in salita che evidentemente anche un intasamento del traffico in discesa, anche dovuto al fatto che purtroppo non si sono avverate le condizioni meteo sperate, di conseguenza tante persone sono rimaste purtroppo deluse da questa mancata visione dell'eclissi. Una eclissi molto attesa che di conseguenza ha comportato anche un carico di aspettative molto importante, e quello che è successo è stato che decine, centinaia, migliaia di persone si sono poi trovate nella parte sommitale, sappiamo con delle strade molto strette, in attesa anche per diverse decine di minuti per potersi sbloccare, anche perché molti hanno lasciato le auto purtroppo in sosta lungo i cigli stradali, comportando un'impossibilità di un traffico regolare. Per chi è riuscito a non restare bloccato in auto, comunque aspettative disattese perché l'eclissi non si è vista bene. Beh, di questa cosa posso raccontarvi alcune storie che ho raccolto proprio anche qui da alcuni ristoratori della zona. Ieri alcuni avventori si sono recati in questi luoghi per poter assistere anche all'eclissi, comodamente seduti ai tavoli, e una volta che non si è verificata questa eclissi, o meglio non si è potuta vedere in modo nitido, dopo aver consumato si sono recati alle casse dicendo che volevano un rimborso perché quanto era avvenuto non era corrispondente a quello che si aspettavano. Io capisco, e qui ci metto anche un po' di critica rispetto a chi crede che tutto sia dovuto. Siamo nell'era dei social, nell'era in cui tutto sembra che avvenga di fronte a casa nostra, che possa avvenire contestualmente ovunque, ma sappiamo che sono fenomeni naturali, sono qualcosa che non può corrispondere alla volontà che noi abbiamo, alle aspettative che ci facciamo. Ieri è stata una cosa che secondo me è molto sgradevole, quindi quella di dover chiedere anche un rimborso per qualcosa che è un fenomeno naturale. Ecco, da una parte i disagi, dall'altra comunque l'eclissi ha portato molte persone sul territorio, tantissime le prenotazioni in alberghi, ristoranti. Possiamo dire che abbia aiutato il turismo, sia stato un po' un boom? Ieri era mercoledì, quindi una giornata infrasettimanale della settimana di Ferragosto. Molte persone erano a casa, magari chi non è partito per le vacanze ha avuto questa opportunità. Il fatto che ci fosse l'eclissi ha comportato anche la decisione di molti di spostarsi
trovarsi all'esterno, di passare anche qualche ora insieme, per cui da una parte l'aspetto positivo che ha comportato questo fenomeno, dall'altro anche delle derive che sono purtroppo legate probabilmente a delle frustrazioni, quindi capisco tutto, ma di buono c'è da tenere che se tutti riusciremo a rispettare il nostro territorio e a capire che non possiamo controllare tutto, allora sarà un buon vivere per tutta la nostra comunità, altrimenti si andrà sempre avanti con queste lamentele che poi non portano a nulla. Grazie mille al sindaco Simone Bontorin. Daniela, per il momento qui da Romano Dezzelino è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Nancy Galdi. Noi continuiamo con la cronaca prima di andare a Belluno per l'ennesima truffa ad un anziano. Una notizia che arriva da Verona, la terza vittima dall'inizio dell'anno a Verona, perché nonostante i soccorsi e le cure prestate dai sanitari deceduto Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento, l'88enne investito martedì mattina a Verona nel quartiere Golosine. Troppo gravi le ferite riportate dopo l'investimento da parte di una Renault. Ora il conducente verrà indagato per omicidio stradale, mentre proseguono gli accertamenti da parte degli agenti del nucleo infortunistica e motorizzato della polizia locale, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire questa ennesima purtroppo tragedia della strada. Ed ora, come vi dicevo, andiamo subito a Belluno per l'ennesima truffa ai danni di un anziano. Questa volta la polizia ha arrestato i componenti della banda che arrivava dalla provincia di Bari, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno. Sfrontati e senza cuore, li possiamo definire così i truffatori che si approfittano delle persone anziane. Non più tardi di 2 giorni fa vi abbiamo raccontato della truffa messa a segno ai danni di una 94enne della Pieve Cassionese, poco distante dal capoluogo, ed è di oggi invece la notizia dell'arresto di 4 individui, tutti della provincia di Bari, cosiddetti trasfertisti, arrestati dalla polizia dopo aver messo a segno la truffa dal solito cliché, questa volta fingendosi carabinieri. Tutta la refurtiva è stata recuperata, ma vi raccontiamo i dettagli particolari in questo servizio. Una telefonata, poi altre, sempre più insistenti. La vittima dell'ennesima truffa è un uomo di 87 anni residente a Ponte nelle Alpi. Dall'altra parte della cornetta un falso carabiniere. La targa dell'auto dell'anziano sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina. E proprio in quella rapina sarebbero stati rubati dei gioielli. Il copione è quello oramai noto della truffa del finto appartenente alle forze dell'ordine. La vittima viene tenuta al telefono per ore, isolata da familiari e forze di polizia. Poi arriva il falso militare, entra in casa e si fa consegnare gli oggetti preziosi da verificare. Nel caso di Ponte nelle Alpi la consegna avviene addirittura 2 volte. Ma questa volta la squadra mobile di Belluno è già sulle tracce dei truffatori. Gli investigatori individuano l'auto utilizzata dalla banda e la fermano a Cadola. A bordo ci sono 4 uomini, tutti della provincia di Bari, un 49enne e 3 sulla Trentina. Solo uno di loro risulta incensurato. Le spiegazioni fornite agli agenti non convincono, dicono di essere nel bellunese per una gita, ma le dichiarazioni sono generiche e discordanti. Durante il controllo spunta un primo indizio. In un borsello viene trovata una bustina con alcuni monili e poi la svolta. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti del gruppo. Partenza dalla provincia di Bari, una notte in un hotel a Marghera, quindi l'arrivo nel bellunese. Un itinerario ritenuto compatibile con quello tipico delle bande trasfertiste specializzate in questo genere di truffe. Decisivo anche l'analisi del cosiddetto telefono citofono, utilizzato per guidare a distanza chi entra materialmente nelle abitazioni delle vittime. E nella casa dell'anziano, infatti, vengono sottratti tutti gli ori presenti, alcuni di grande valore economico, altri soprattutto affettivo. Un particolare fotografa perfettamente il meccanismo della truffa. Quando arrivano gli investigatori, la cornetta del telefono fisso è ancora occupata. L'anziano è convinto che dall'altra parte ci siano i carabinieri. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento della refurtiva, nascosto sotto lo sterzo, dietro il vano della scatola dei fusibili, un foulard contiene circa 400 grammi di monili in oro.
I 4 sono stati arrestati per truffa aggravata e trasferiti nel carcere di Baldenic. Dopo l'udienza di convalida, per loro è scattato l'obbligo di dimora nel comune di domicilio. Per tutti, assicura il questore di Belluno Roberto Della Rocca, è previsto anche il foglio di via obbligatorio dal Belluno. Ecco, questo è il racconto di quanto accaduto a Ponte nelle Alpi, l'invito delle forze dell'ordine. Noi siamo davanti alla questura di Belluno, ma l'invito è il medesimo sia da parte dei carabinieri che da parte della Guardia di Finanza. Diffidare sempre, non ci sono rappresentanti delle forze dell'ordine che telefonano a casa, che vi raccontano storie per riuscire ad introdursi nelle vostre abitazioni. Nessun appartenente alle forze dell'ordine chiede denaro e comunque in ogni caso i dubbi vengono subito chiariti, svelati, contattando i numeri di pubblica utilità. Siamo davanti alla questura, allora ricordiamo il 113 che è il numero d'emergenza della polizia. A voi. Grazie davvero a Tiziana Bolognani. Noi rimaniamo nel bellunese, coppia di escursionisti di nazionalità britannica bloccata a 2.900 metri di quota sulla ferrata di Bona al Cristallo, lei con un trauma alla caviglia. La chiamata al 118 è scattata ieri sera poco prima delle 22, ha mobilitato l'elicottero di Treviso, emergenza, abilitato il volo notturno. L'intervento è stato però ostacolato dalla presenza di nuvole che hanno impedito a lei l'ambulanza di avvicinarsi ai due malcapitati, 43 anni, lui 32 lei. Così si è scelto di imbarcare due tecnici del soccorso alpino che sono stati lasciati 100 metri di dislivello più in basso rispetto ai due escursionisti. I soccorritori li hanno raggiunti a piedi e hanno potuto prestare assistenza alla donna calata a valle fino a Forcella Grande, caricata in overing e trasportata al Codivilla. Il compagno è stato invece accompagnato da un soccorritore a recuperare l'auto parcheggiata a Rio Gere. L'intervento si è concluso all'1:40. Ed ora andiamo a Padova. Dopo quello al campo nomadi di Via Longhini, la polizia ieri è tornata in 3 diverse aree di Padova occupate da roulotte e baracche, sequestrati diversi quintali di rame di dubbia provenienza, oltre ad una macchina spelafili, recuperato anche un orologio del valore di 8.000 euro. Il blitz della polizia è scattato all'alba di martedì in 3 campi nomadi di Padova, in via Camanzoni, via Guizza, in via Mortise e via Madonnina. In azione un centinaio di agenti con l'elicottero del reparto volo di Venezia che hanno chiuso ogni possibile via di fuga, controllando alla fine 83 persone, 15 delle quali minorenni, la maggior parte gravate da precedenti per furti, rapine e estorsioni. In via Guizza la polizia ha scoperto una vera e propria base logistica per la ricettazione di rame rubato in cantieri, abitazioni in costruzione, pubblici esercizi. In una baracca gli agenti hanno trovato delle tracce di condutture elettriche, mentre nell'area boschiva è stata sequestrata questa macchina spelafili corredata di generatore che serve per ripulire i cavi di rame per poi poterli rivendere sul mercato clandestino dell'Est Europa. Oltre al macchinario, sequestrate anche diverse matasse per un peso di alcuni quintali del cosiddetto oro rosso. In via Camanzoni un 43enne è stato indagato per ricettazione dopo che è stato trovato un Rolex modello Air King del valore di 8.000 euro di dubbia provenienza, un'auto senza assicurazione e una senza revisione sempre in via Camanzoni sono state sottoposte a fermo amministrativo e controlli sono in corso su 39 veicoli, auto, caravan, roulotte dislocate nei 3 campi. Nella baraccopoli tra via Mortise e via Madonnina sono intervenute 2 squadre dell'Enel per mettere in sicurezza l'area a rischio folgorazione degli occupanti che si erano allacciati abusivamente ai tralicci per rubare energia elettrica. Lo avevamo detto in apertura di questa edizione, a Vittorio Veneto 2 operatori sono stati sospesi per maltrattamenti agli anziani, ci racconta tutto il nostro Filippo Fois che si trova lì proprio a Vittorio Veneto. Filippo, buongiorno, a te la linea.
Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo proprio all'interno della struttura che è oggetto di questa indagine. La struttura si chiama Cesana Malanotti, è una casa di riposo e siamo in compagnia del presidente Giuseppe Maso, che salutiamo e ringraziamo della sua disponibilità. Sono 2 gli OSS che sono stati sospesi dal servizio sulla base di un articolo del codice penale che punisce i maltrattamenti aggravati a persone anziane e con disabilità. Si parla di violenze fisiche e morali e di indifferenza nei confronti delle cure di cui necessitano gli ospiti della struttura. Come detto, ci sono 2 persone che sono state sospese, 2 OSS più altre 8 che risultano indagate per condotte omissive. Sostanzialmente vuol dire che evidentemente forse qualcosa sapevano ma non hanno detto niente. C'è un'indagine in corso, noi non possiamo neanche entrarci, però possiamo fare alcune considerazioni con il presidente della casa di riposo Maso. Innanzitutto le chiedo lei ha saputo di questa indagine circa un mese fa, come ha accolto questa notizia? Beh, la notizia l'abbiamo accolta con grande dispiacere quando sono venuti i NAS in struttura, con i quali abbiamo dato massima collaborazione nel corso delle indagini. E quindi ovviamente ci dispiace in primis nei confronti dei nostri ospiti e dei loro familiari, ma anche nei confronti della stragrande maggioranza dei dipendenti che lavorano in maniera onesta quotidianamente con tanto sacrificio. I 2 dipendenti che in questo momento sono stati sospesi, lei mi raccontava prima che in realtà si erano già autosospesi per certi versi. Sì, i 2 dipendenti già da un mese non erano in servizio. Nei confronti di uno dei 2 abbiamo avviato un procedimento disciplinare, siamo in attesa degli sviluppi, l'istituto non è parte nel processo, vedremo gli sviluppi e poi prenderemo le decisioni del caso e soprattutto valuteremo se costituirci parte civile nel processo. Un procedimento disciplinare, quindi c'era già il sentore che ci fosse qualcosa che non andava? Sì, adesso non posso entrare troppo nei dettagli, c'erano delle condotte non opportune da parte di una delle 2 persone sospese e quindi già nei giorni scorsi era stato avviato il procedimento disciplinare. Oggi com'è lavorare e dirigere questo istituto, che è un compito difficile, diciamo, ci sono 300 ospiti in tutto che voi gestite, dopo una notizia del genere? Ma non è per niente semplice e non è soprattutto un momento facile. Noi come Consiglio di amministrazione diamo gli atti di indirizzo alla direttrice e poi dalla direttrice a cascata nei confronti di tutti i collaboratori. Il clima ovviamente del personale, io ho parlato con qualcuno, non è dei migliori, però è altrettanto vero che abbiamo ricevuto anche attestati di stima da parte sia di alcuni ospiti, quelli più diciamo in salute, e anche dei familiari che ci riconoscono il buon servizio che diamo. E ricordiamolo poi che quando c'è stata la richiesta appunto di questa indagine ha dato da subito la piena disponibilità alle forze dell'ordine. Ovviamente sì, anzi abbiamo anche contattato la Procura per dare tutta la nostra disponibilità, perché noi per primi vogliamo reprimere simili condotti. Ricordo che noi abbiamo già fatto un impegno di spesa per mettere le telecamere nei corridoi dei reparti, non le abbiamo messe perché stiamo in attesa della conclusione e dell'assegnazione dei contributi da parte della Regione Veneto, perché se avessimo iniziato i lavori prima dell'uscita, della conclusione del bando, rischieremmo di perderli e quindi siamo in attesa della graduatoria. Grazie a Giuseppe Maso, presidente di Cesana Malanotti, la casa di riposo di Vittorio Veneto. Però la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi continuiamo con la cronaca e torniamo purtroppo a parlare di incidenti stradali. Un incidente con 2 feriti questa mattina lungo la A4 tra Padova e Vicenza. Nell'incidente un'auto ha preso fuoco. Poco dopo le 5 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Vicenza per un incidente stradale che ha coinvolto 2 veicoli, uno dei quali ha preso fuoco come conseguenza dell'impatto.
Sul posto sono intervenute l'autopompa e l'autobotte della sede centrale di Padova e l'autopompa della centrale di Vicenza. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dall'incidente. 2 persone sono rimaste ferite e sono state assistite dal personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell'autostrada per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. L'intervento dei pompieri si è concluso dopo 1 ora e mezza. Ed ora invece ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, andiamo a Trieste perché ci sono nuovi sviluppi sul caso della 39enne aggredita da 4 nordafricani il 28 luglio in via Svevo. Non solo questioni di droga all'origine dell'aggressione, ma la gelosia dell'ex compagno della donna. Sentiamo. Non soltanto una brutta storia di droga finita male, ci sarebbe anche la gelosia di un ex alla base del brutale pestaggio della 39enne triestina avvenuto lo scorso 28 luglio nel magazzino abbandonato dell'ex iutificio di via Svevo. Uno degli aggressori, 4 giovani nordafricani noti negli ambienti dello spaccio che avevano fatto dell'edificio fatiscente il loro ricovero, avrebbe avuto in passato una relazione amorosa con la vittima. È quanto emerge nelle ultime ore, mentre le indagini sull'episodio dai contorni ancora da chiarire proseguono nel più stretto riservo. La donna tossicodipendente si era recata quella mattina in via Svevo per prendere della droga ed era stata presa a calci e pugni in faccia. Era stata trovata a terra sanguinante con varie lesioni nelle vicinanze del deposito della Trieste Trasporti. Nell'arco di poche ore i carabinieri avevano individuato il capannone di via Svevo, fermando 3 dei 4 uomini accusati poi di aver preso parte alle violenze. Il quarto era stato rintracciato in un condominio di via Battera, tutti giovani, 3 marocchini, un algerino. Durante gli interrogatori in ospedale la donna avrebbe cambiato più volte versione su quanto accaduto. L'ultima ipotesi emersa sarebbe dunque quella della gelosia per un presunto tradimento da parte di uno degli stranieri coinvolti, con il quale la vittima avrebbe avuto in passato una relazione sentimentale. Le indagini dei carabinieri, diretti dal pubblico ministero Matteo Tripani, continuano e mirano a fare chiarezza sull'intera vicenda. Nel frattempo la donna è seguita dal SERT e dai servizi sociali ed è ancora in cura per le ferite riportate. Rimaniamo a Trieste, è stato arrestato il responsabile degli attacchi esplosivi ai bancomat nelle zone di confine con la Slovenia. Utilizzava esplosivo militare per far saltare i bancomat e si spostava con auto a noleggio per non rendersi facilmente rintracciabile. È accusato di 5 episodi, tutti avvenuti in località slovene a poca distanza con il confine italiano. Il 51enne croato arrestato dalla polizia criminale della direzione di Capodistria al termine di mesi di indagini. Decisivo per il fermo l'appostamento nei pressi di uno sportello dislocato a Senosece, dove il ladro è stato bloccato a seguito dell'ennesimo tentativo il 6 luglio scorso. Subito dopo l'attacco è scattato il blitz che ha permesso di fermare il soggetto in un campo mentre tentava la fuga. Gli sono stati sequestrati diversi oggetti presumibilmente utilizzati per commettere i crimini, tra cui un ordigno esplosivo artigianale contenente esplosivo di tipo militare e un detonatore. È sospettato di aver compiuto attacchi con esplosivo contro 5 bancomat nei comuni di Ilirska Bistrica, Capodistria e Divaccia, tra cui quello di Bertocchi del 16 giugno, a cui si riferiscono le immagini. Oltre al furto aggravato, è accusato di fabbricazione e traffico illecito di armi ed esplosivi, nonché di aver creato un pericolo per la pubblica incolumità. Gli vengono contestati 12 reati e il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto la detenzione. Ci spostiamo ora a Pasiano di Pordenone perché è in lutto per la morte del 58enne Adriano Manzano. L'uomo ha perso la vita nella mattinata di ieri mentre stava facendo alcuni lavori di giardinaggio nella propria casa. È stato colpito al volto da un albero. È una persona che partecipava alle attività del paese e alle iniziative soprattutto del motoclub di cui lui faceva parte, e quindi immagino veramente lo sconforto di tanti che lo conoscevano, di tanti amici, della famiglia in primis, a cui veramente un abbraccio di cuore, perché
una notizia che ha sconvolto la nostra comunità. Profondo cordoglio ha suscitato la notizia della morte del 58enne Adriano Manzan, deceduto nella mattinata mentre stava effettuando alcuni lavori nel giardino di casa in via Taia Ariol. L'uomo, intorno alle 11:15, sarebbe stato colpito al volto da un albero che aveva appena tagliato. A trovarlo a terra pare sia stata la moglie che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario con più mezzi, compreso l'elisoccorso, carabinieri e polizia locale. Contro il grave trauma cranico-facciale nulla hanno potuto i soccorritori. Adriano Manzan è ispirato in quello che avrebbe dovuto essere per lui il luogo più sereno e protetto. Nell'area sono stati effettuati vari rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Come informa il Comando Provinciale dei Carabinieri, il medico legale, la dottoressa Valentina Zamai, ha confermato la causa accidentale del decesso. Il PM di turno, Federica Urban, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Adriano Manzan, sposato e con 2 figli, lavorava in un'azienda del mobile a Mansuè, nel Trevigiano. Era molto conosciuto a Pasiano di Pordenone anche per l'attività del motoclub di cui faceva parte. Sono di Pasiano, so che faceva parte dei gruppi motociclistici di Pasiano, so che frequentava assiduamente Pasiano. Era una bravissima persona, un lavoratore che nei momenti probabilmente di ferie cercava di accomodare il giardino, di fare delle cose. Noi abbiamo sentito l'elicottero che arrivava e dopo abbiamo sentito praticamente che è successo questo incidente. Ci dispiace moltissimo perché era un bravo ragazzo. Ho lavorato 10 anni con lui, era un gran lavoratore, una brava famiglia, brave persone, quindi non mi sento di aggiungere altro. Noi continuiamo con la cronaca, ma torniamo in Veneto ed esattamente a Padova. 2 rapine in 7 minuti, stessa zona, stesso uomo. La squadra mobile della questura di Padova blocca in poche ore un 57enne padovano incensurato che l'altro pomeriggio ha messo a segno un doppio colpo armato ai danni di altrettante farmacie cittadine. Ai poliziotti che l'hanno fermato ha riferito di averlo fatto perché in difficoltà economiche. La storia di un rapinatore padovano parte alle 13 di martedì, quando in via Madonna della Salute, zona Stanga, un uomo col volto coperto entra in farmacia e punta una pistola contro un dipendente. Davanti all'arrivo di altri clienti e all'impossibilità di aprire subito la cassa, desiste e scappa a piedi. 7 minuti dopo, alle 13:07, lo stesso copione si ripete in una farmacia di via Bramante. Qui il rapinatore riesce a farsi consegnare il fondo cassa e fugge con 45 euro. Gli agenti della squadra volanti intervengono immediatamente su entrambe le segnalazioni. I primi rilievi mettono in luce un dettaglio che insospettisce gli investigatori. Nonostante il grande caldo, l'uomo indossa camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi, mascherina e cappello, un abbigliamento fuori stagione che serve a nascondere tatuaggi sulle braccia e capelli brizzolati, come emerge dalla visione delle immagini di videosorveglianza che riprendono lo stesso soggetto a muoversi in scooter nelle ore precedenti. Il mezzo diventa la chiave della caccia all'uomo. La squadra mobile lo rintraccia parcheggiato in zona Stanga. Poco distante individua il 57enne, fidanzato dell'intestataria del veicolo. La perquisizione nella sua abitazione porta al ritrovamento della pistola, risultata poi essere un'arma a salve, oltre agli indumenti usati per le 2 rapine. Portato in questura per l'identificazione, l'uomo ammette le proprie responsabilità. Dei 45 euro rapinati, 10 erano già stati spesi in sigarette. Agli investigatori dichiara di aver agito per bisogno economico, trovandosi in cassa integrazione. Il 57enne, che non risulta avere precedenti penali, è stato denunciato per entrambe le rapine, sequestrati l'arma e gli indumenti utilizzati per i colpi. Ed ora nel Trevigiano continua a bruciare il bosco sopra Miane, il vento in quota sta spingendo il fronte dell'incendio verso est, al lavoro squadre da terra e soprattutto dal cielo contro elicotteri di un Canadair. La situazione di secca estrema sui laghi di montagna ha reso necessario il rifornimento di acqua dal mare a Jesolo. Il fuoco c'era sempre, ma era nel sottobosco, era contenuto perché stamattina col lavoro dei volontari, il lavoro
dei mezzi sono riusciti a contenerlo. Purtroppo oggi pomeriggio è salito un po' di vento in quota ed è quello che è riuscito a farlo ripartire. Brucia ancora il bosco del Van sopra Miane. Proprio quando si cominciava a pensare che l'emergenza stesse per rientrare, il vento in quota ha attizzato i focolai spingendo l'incendio verso est nel vicino comune di Follina. Il rogo sta tenendo impegnate le molte forze in campo, 3 elicotteri, le squadre dell'ABAV e della Protezione Civile, i vigili del fuoco ed un Canadair. E proprio il rifornimento d'acqua dell'aereo ha messo in evidenza il dramma della siccità. Troppo basso il livello dell'acqua nel lago di Santa Croce, che dista poco più di 20 km dal luogo dell'incendio. Il Canadair è stato costretto ad arrivare fino a Jesolo per rifornire i serbatoi con l'acqua del mare. Poi il rifornimento nel lago è riuscito, ma il sottobosco continua a bruciare. In un momento così di siccità l'acqua scarseggia, l'acqua è preziosa e andare a trovarla adesso è proprio difficoltoso. La zona è particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Non ci sono rischi per la popolazione o le abitazioni, ma l'allerta è massima per il bosco. Siamo preoccupati dal fatto che brucia la montagna, sicché vedere il bosco che se ne va in questo momento in cui dove dovremo avere il verde e avere, diciamo, un po' di respiro sulle montagne, visto anche la parte turistica che c'è in montagna, dà fastidio e ci rende abbastanza preoccupati. Il rischio incendi in queste condizioni di caldo estremo e siccità è elevatissimo, lo testimoniano i numerosi incendi di sterpaglie degli ultimi giorni, e per questo l'appello a tutti è quello di fare la massima attenzione. Anche solo battere con la bicicletta su per con i pedali della bicicletta su per un sasso, alle volte può innescare una scintilla, quindi stiamo attenti a quello che si fa perché è molto pericoloso, la siccità è grave in questo momento qua. E c'è un aggiornamento delle 7 di questa mattina per quanto riguarda questo incendio. Il fuoco non è ancora stato dichiarato spento. Dopo il sopralluogo del direttore delle operazioni di spegnimento, l'attenzione si concentra, si dicono, sui punti considerati più a rischio. I mezzi aerei sono operativi per supportare lo spegnimento dall'alto, mentre le squadre specializzate sono già in quota per effettuare il lavoro manuale di bonifica. Ma i volontari lanciano però un avvertimento: al momento non si notano fumaioli importanti, ma la situazione non deve essere sottovalutata fino a quando tutte le braci presenti a terra non saranno completamente spente. Il rischio di ripartenza rimane altissimo, spiegano. La bonifica meticolosa prosegue per garantire la totale sicurezza dell'area. Ed ora invece ci spostiamo nel Veneziano. Una casa confiscata alla mafia diventa bene del comune di San Donà di Piave, a disposizione della Guardia di Finanza a partire dall'autunno. Soddisfazione del sindaco Alberto Teso. Nel comune ormai sono una decina. Abbiamo consentito alla Guardia di Finanza di disporre di uno spazio per i militari in centro città. Abbiamo liberato conseguentemente degli spazi dentro in caserma, in piazza Rizzo, in modo che possano arrivare altri agenti della Guardia di Finanza, e questo aiuterà anche il fronte della tutela dell'ordine pubblico. È una casa in corso Trentini. Il bene immobile confiscato alla mafia è diventato alloggio per la Guardia di Finanza. La casa è stata trasferita alcuni anni fa al patrimonio culturale del comune dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata. Un immobile lasciato dai criminali in pessime condizioni e di cui il comune di San Donà si è occupato di curare la sistemazione. Un bene sottratto alla criminalità organizzata viene ridato alla collettività per un utilizzo pubblico, veramente è il senso contrario di quello che il bene prima era. L'alloggio sarà abitabile a partire dall'autunno. Ad oggi sono 10 i beni confiscati alla criminalità organizzata a San Donà. 2 sono appartamenti che assieme all'ULS abbiamo ristrutturato per darli a soggetti con invalidità fisiche e psicofisiche per un progetto di vita indipendente. Abbiamo attrezzato degli uffici e degli altri spazi dati in comodato ad associazioni che operano sul territorio. E noi rimaniamo sempre nel Veneziano per raccontarvi una storia singolare. Nel quartiere Pertini a Mestre è stata avviata una raccolta firme per bloccare il trasferimento della postina di fiducia.
Quando la divisa assume le sembianze di un volto umano, ecco che la petizione a Mestre per la postina del quartiere Pertini diventa simbolo di coesione, ma non soltanto, vero Giorgio Rocelli, presidente del Comitato Quartiere Pertini? Sì, certo. No, il caso ha fatto un po' di scalpore subito qua nel nostro quartiere, perché la nostra portalettere, diciamo nostra perché la sentiamo parte di noi, è conosciuta da tutti, è gentile con tutti, cerca di aiutare, si informa, insomma è qualcosa che deve essere. Io che ho fatto il portalettere per moltissimi anni so che cosa vuol dire avere un rapporto con la clientela in questo caso e utenza quando c'ero io. La gente ti chiede un po' di tutto, vuole un po' di fiducia. D'altronde il portalettere cosa fa? Ti porta la lettera, ti porta la raccomandata, ti porta qualcosa di tuo, di intimo anche, no? E tu devi avere fiducia su chi che ti porta sta cosa in casa. Tenete in considerazione che ci sono anche dei malintenzionati che fanno finta di essere postini, no, per entrare nelle abitazioni. Quindi avere fiducia su una persona è estremamente importante. Nel quartiere Pertini poi ancora di più, perché è un quartiere con molti anziani e voi capite che gli anziani vanno curati e vanno salvaguardati in un periodo buio come in questi anni, non c'è mai abbastanza sicurezza. Insomma, lasciatecela qua. Gli vogliamo troppo bene. Grazie per quello che fate per noi Poste. Noi vorremmo anche un ufficio postale qui perché siamo anche in tanti. So che questo non si può fare per un ragionamento economico, ma almeno la portalettere la vogliamo qua. Ed ora parliamo di economia, ancora un segnale positivo dell'economia cala in provincia di Padova, il ricorso alla cassa integrazione, i dati che segnano un meno 31,6% nel primo semestre 2026 sono stati diffusi dall'ufficio studio Confcommercio. Decisamente positivi i dati sulla cassa integrazione ordinaria, più altalenanti quelli sulla straordinaria, ma si devono certamente guardare con ottimismo i numeri diffusi dall'ufficio studi di Confcommercio, che segnalano una netta diminuzione da parte delle aziende del ricorso agli ammortizzatori sociali nel primo semestre 2026 in tutta la provincia di Padova. In particolare sono 3.939.492 le ore di cassa integrazione ordinaria usate quest'anno, inferiori del 31,6% rispetto ai 5.755.946 ore di CIG dello stesso periodo del 2025. Un indicatore positivo che va sempre però confrontato con altri dati come export, occupazione, accesso al credito, natalità delle imprese e che conferma una tendenza a livello nazionale. Al dato va aggiunta la crescita, la prima decisa dopo il periodo Covid, della capacità di spesa delle famiglie italiane che nel 2026 si è attestata sui 23.261 euro, superando il dato di 22.097 euro del 2019. La vera sfida, commenta Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Padova, resta però quella di trasformare questo miglioramento in crescita stabile, sostenendo investimenti, innovazione, accesso al credito e competitività delle piccole e medie imprese. E continuiamo a parlare di lavoro, ma di lavoro nero. Nei mesi di giugno e luglio nel Trevigiano la Guardia di Finanza ha scoperto 27 lavoratori irregolari, 26 dei quali completamente non dichiarati. 27 lavoratori irregolari, 26 dei quali completamente in nero. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza nel Trevigiano durante i weekend di giugno e luglio, quando l'afflusso di clienti nei locali aumenta. I militari hanno ispezionato 22 attività economiche in tutta la provincia, tra servizi pubblici, bar e servizi alla persona. Le sanzioni complessive oscillano tra i 64.000 e gli oltre 371.000 euro. Le sanzioni sono molto pesanti perché per ogni giorno di lavoro in nero è prevista una sanzione che
può oscillare comunque da un minimo di circa 2.000 euro a un massimo di 11.000 euro. E in più in 7 casi, siccome il numero di lavoratori impiegati in maniera irregolare, quindi in nero, era superiore al 10% dei lavoratori totalmente impiegati, è scattata anche quella che viene definita la proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale. Quindi il rischio da parte dell'impresa, se non si adegua e quindi se non paga le sanzioni previste, di dover chiudere per un periodo di tempo determinato la propria attività. Durante le verifiche sono emerse anche in 4 locali violazione degli obblighi di memorizzazione dei corrispettivi. In questi casi sono previste sanzioni pari al 70% dell'IVA relativa alle operazioni non registrate. Ricordiamo che il lavoro nero appunto danneggia il sistema paese da 2 punti di vista. Uno sociale, perché la mancanza di un contratto priva il lavoratore di tutele fondamentali dal punto di vista assicurativo, contributivo, di sicurezza sul lavoro, e lo espone il lavoratore a potenziali rischi di sfruttamento. Ma c'è anche un piano economico, perché ovviamente le aziende che si avvantaggiano perché pagano di meno i lavoratori hanno un vantaggio competitivo che consente di stare sul mercato in maniera più favorevole. Numeri che riportano ancora una volta l'attenzione su un fenomeno, quello del lavoro nero, che non accenna a diminuire e che continua a rappresentare una delle forme di irregolarità più rilevanti nel mondo del lavoro. I nostri dati confermano che è un fenomeno purtroppo che segue un trend ben preciso e non cessa, non smette. Quindi ecco, la Guardia di Finanza c'è, come ho detto, soprattutto per tutelare i lavoratori, ma anche per tutelare quella che è l'economia sana della nostra provincia, anche perché qui il tessuto imprenditoriale generalmente è rispettoso delle regole, quindi è giusto che una forza di polizia economico-finanziaria come la Guardia di Finanza presidi il territorio proprio per garantire tutti quegli operatori commerciali onesti. Ed ora invece parliamo di sanità e torniamo a parlare del caso degli investigatori privati all'ULSS 2 di Treviso. Fissato per il prossimo 20 agosto l'incontro tra dirigenza e sindacati. Intanto si attende in settimana la relazione degli ispettori inviati dalla Regione Veneto. Sono molti gli aspetti su cui dovrà vertere il confronto del prossimo 20 agosto tra direzione dell'ULSS 2 e sindacati sul caso dei 6 dipendenti seguiti per un anno da un'agenzia di investigazioni privata, la Global Investigazioni di Padova, su disposizione dell'azienda sanitaria stessa che sospettava di comportamenti infedeli i lavoratori in questione. Alle 14 al Cafoncello l'incontro, almeno 3 i casi finiti sotto la lente della Procura della Repubblica, mentre 2 dei medici finiti sotto procedimento si sono dimessi. Un terzo sanitario sospeso ha impugnato il provvedimento, ma è stato condannato a risarcire la considerevole somma di 300.000 euro. Tra chi timbrava e poi si occupava dei fatti propri risulterebbero anche un paio di scappatelle con l'amante in orario di lavoro. Rilevanza penale in altri 2 casi ha invece il furto di medicinali dalla farmacia dell'ospedale. Per l'ex direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi dunque una decisione più che legittima per avere sguinzagliato nel 2025 gli investigatori privati a caccia di furbetti. Intanto, entro la fine della settimana si attende l'esito della relazione degli ispettori inviati a far chiarezza dalla Regione Veneto. Ed ora con la politica a Padova, perché Roberto Marcato manda un messaggio a Salvini, Lega da rifondare ma sostengo. Matteo ci racconta tutto il nostro Federico Fusetti, lo vedo pronto sullo schermo insieme a Roberto Marcato. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Temi nazionali e un po' più locali di politica che trattiamo da Prato della Valle, uno dei luoghi simbolo di Padova, e lo facciamo con Roberto Marcato, che ringraziamo e che appunto ha espresso anche diciamo il suo pensiero sulla discussione che è aperta in questi giorni, in queste settimane, sulla Lega. C'è soprattutto, pare, insomma, da parte della Lombardia addirittura la richiesta di fare un passo di lato, se non un passo indietro al segretario Salvini. Lei è intervenuto sulla questione, il suo pensiero qual è? Il mio pensiero è lo stesso pensiero di 5 anni fa, di 4 anni fa, di 3, di 2 dell'altro ieri. Io lo vado dicendo ormai da tempo, la Lega deve ritrovare la propria dimensione, la propria anima. Un partito popolare e popolano come il nostro non può snaturarsi. Noi abbiamo avuto la grande occasione di essere un partito post-ideologico, né di destra né di sinistra, ma leghista. E qui noi possiamo permetterci il lusso di affrontare i temi dei nostri cittadini, prescindendo
dalle categorie ideologiche, e questo è un margine competitivo che abbiamo solo noi. Ecco, noi dobbiamo partire da là, dobbiamo partire dalla signora Maria che non arriva a fine mese, dalle piccole e micro partite IVA, da uno sviluppo sostenibile, dal fatto che la visione romanocentrica del paese è in realtà sinonimo di inefficienza, e quindi un paese moderno e federalista, l'autonomia, le riforme strutturali del paese. Questa è la Lega. Quella Lega è sta roba qua. Noi dobbiamo ritrovare questa Lega, ovviamente senza operazioni nostalgia che a me fanno ridere, ma con una visione verso il futuro forte, bella e effervescente. E quindi la sua posizione su Matteo Salvini qual è? Che Matteo Salvini può continuare a fare il segretario per i prossimi 1000 anni, per me non è un problema, però a mio avviso gli do un consiglio: prenda le 10 migliori teste che ci sono oggi in Lega, sia per consenso sia per sensibilità territoriale, faccia una cabina di regia vera e da lì usi queste menti pensanti per rilanciare la Lega, perché abbiamo ancora margini davanti a noi enormi, dobbiamo solo andarli a prendere. 10 menti a livello nazionale, o qualche nome anche già? Ma insomma abbiamo i governatori, abbiamo la fortuna, essendo il partito più vecchio dell'arco costituzionale, di avere centinaia di amministratori locali, regionali, nazionali che possono dare questo contributo. Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Ne scelga 10, ecco, lasci perdere il cerchio magico che ha attorno oggi, insomma, che non è un granché, e faccia una cabina di regia con questi 10 menti pensanti. Non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Venendo alle elezioni del prossimo anno a Padova, lei insomma è il candidato ormai indiscusso proprio della Lega. Il resto del centrodestra però ancora non ha dato la sua investitura ufficiale su di lei. Questo la preoccupa, la fa stare in ansia? No, diciamo che l'ansia non è proprio una delle mie caratteristiche. Trovo assolutamente normale, cioè è del tutto evidente che io sono partito, anzi tempo di più. Siamo ad agosto, le elezioni saranno l'anno prossimo, probabilmente a maggio, giugno, per cui abbiamo un anno davanti. Che non si sia ancora arrivati a una definizione unitaria del candidato è normale. Io però spero che le segreterie dei partiti a settembre si trovino e decidano. D'altronde, io l'ho sempre detto, se non vado bene oggi non vado bene neanche a maggio o a giugno, quindi non è che io da qua a maggio-giugno posso cambiare in meglio. Questo sono, la gente mi conosce per quello che sono e ho la fortuna di essere sempre coerente con me stesso, nel senso che io non tradisco mai né me stesso né le persone con cui interagisco. Quindi insomma mi conoscono, sanno chi sono, io spero che a settembre si arrivi alla definizione ultima. Ultima cosa, il centro-sinistra, sempre parlando di Padova, proprio in queste ore ha detto noi non parliamo di nomi ma ci concentriamo sul progetto, sul programma. A settembre cominceremo a parlare di nomi, a differenza del centrodestra che parla solo di nomi anche in questo periodo. No, noi parliamo anche di programmi e anche dei programmi mancati loro, che sono del tutto evidenti. Loro non parlano di nomi perché hanno dei grossi problemi sui nomi, come tutti quanti noi sappiamo, per cui a prescindere da quale sarà il nome noi affronteremo la campagna elettorale con molta convinzione e con estrema serenità. Grazie Roberto Marcato. Daniela, se non hai domande, io e Andrea Benetti da Prato della Valle, oggi un po' meno bollente dei giorni scorsi, ti restituiamo la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti, grazie anche a Roberto Marcato. Noi continuiamo fra qualche istante perché prima c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta. Il gran caldo di questa stagione e la mancanza di piogge colpiscono duramente l'agricoltura. Vendemmia anticipata al 20 agosto per il prosecco, ma soprattutto produzioni decimate proprio dalla mancanza di acqua. Dalla Coldiretti del Veneto un appello alle istituzioni perché si intervenga per salvare il salvabile, ma soprattutto per prevenire in futuro la siccità.
Sembra di essere a novembre in molti alpeggi veneti, ennesimo segnale della siccità che sta colpendo pesantemente l'agricoltura e gli allevamenti della nostra regione. Con il risultato che in molte maglie diversi capi sono già stati messi in asciutta e la produzione di latte e quindi di burro e formaggi tipici è calata del 30%. Non va meglio in pianura, con meleti già scottati dal sole e vendemmie abbondantemente anticipate. Nel Padovano ho già raccolto il Pinot Grigio, mentre subito dopo Ferragosto toccherà il Prosecco, per il quale già si prevede un sensibile calo di produzione. Segni di un cambiamento climatico costante negli anni, per il quale Coldiretti Veneto chiede interventi immediati, ma soprattutto prevenzione per il futuro. È di oltre 3 miliardi di euro il valore soltanto parziale di perdita a carico dell'agricoltura a causa della situazione climatica che stiamo attraversando. Serve subito un piano strategico importante, immediato, da mettere a disposizione con risorse cospicue per fronteggiare soprattutto il tema della gestione dell'acqua, che oggi non può più essere rimandato. Servono invasi, serve raccogliere l'acqua piovana, serve mettere a disposizione, insieme alle nuove tecnologie genetiche, sia vegetali che zootecniche, per consentire alla nostra agricoltura di poter fronteggiare il cambiamento climatico e di poter continuare a garantire ai nostri consumatori, ai nostri cittadini, produzioni agricole di altissimo valore e soprattutto utili alla nostra salute. Il caldo non dà davvero tregua, nel Bassanese sono sempre di più gli anziani che chiamano il 118 perché soffrono appunto il caldo ed hanno dei malori. Sentiamo. Fa caldo e non c'è nulla di anormale, in realtà aumentano gli accessi al pronto soccorso e anche le telefonate al 118 e al 116-117, anche da parte di anziani che hanno bisogno a volte anche solo di essere rincuorati oppure hanno realmente un problema. In questo periodo magari i figli sono anche in vacanza e quindi conseguentemente qualche telefonata in più può esserci. Temperature soffocanti e aumentano in questo periodo anche le chiamate al 118 da parte di anziani e anziane stremati proprio dal caldo. In realtà però non abbiamo riscontro di casi gravi, a parte nell'ultimo mese abbiamo avuto un caso di un infarto in un anziano che lavorava nell'orto sotto il sole e una cinquantina di casi di disidratazione comunque gestiti. L'anziano fa bene a rivolgersi al 118 nel momento in cui si sente particolarmente fiacco o si sente addirittura di svenire. Questo è un segnale d'allarme per cui è bene che chiami e poi naturalmente interveniamo. Non è una novità che in estate si riceva un numero maggiore di chiamate da parte dei soggetti più sensibili. L'importante è non lasciare mai solo l'anziano, nemmeno da lontano. Parenti e amici devono assicurarsi che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie. Fondamentale, direi, tenere controllata la pressione, bere, idratarsi, prendere sali o frutta per riequilibrare i sali e poi la gestione della casa, nel senso che bisogna sostanzialmente stare molto attenti alle schermature, tenere la casa aperta al mattino, schermare dal sole e lasciare che la casa sia anche naturalmente ventilata se possibile, perché il passaggio caldo-freddo può poi determinare problemi anche di polmoniti, che ne abbiamo viste diverse in questo periodo. In questa settimana di Ferragosto molti commercianti proprio del Vicentino hanno scelto di tenere aperte le loro attività. Siamo aperti, ci sono bar aperti, ristorantini aperti proprio per accogliere i turisti, anche se abbiamo il problema che la stazione è chiusa, perciò l'afflusso del turismo si è un po' bloccato. Negozi ce ne sono aperti perché i commercianti fanno a rotazione, a parte il piccolo commerciante che magari è da solo, giustamente merita di farsi le ferie, merita di riposarsi, magari è chiuso. Però la città c'è, noi ci siamo per accogliere turisti e vicentini. E così la città risponde per una settimana di Ferragosto in cui il centro, complice il grande caldo, è quasi esclusivamente popolato da turisti, in cui bar e negozi hanno scelto di tenere alzate le saracinesche scaglionando gli orari. Io come piccolo negozietto tengo aperto anche per un concetto mio personale, per dare un servizio, per offrire un qualcosa alla mia città. Quasi sicuramente al giorno di Ferragosto la maggior parte terrà chiuso e magari anche noi commercianti approfitteremo del ponte, quindi faremo molto probabilmente sabato, domenica e lunedì, per chi ha il turno di chiusura il lunedì. E poi sempre aperti ad accogliere i vicentini
e i nostri turisti che stiamo aspettando con molta ansia. Si attendono i turisti a popolare il centro storico nella città del Palladio da giorni nella morsa del caldo, nonostante i commercianti rilevino un calo delle presenze, complici le alte temperature che poco invogliano ad uscire. La situazione con questo caldo atroce che c'è stato in questi ultimi giorni è un po' drammatica, devo dire la verità. Noi commercianti stiamo vivendo un po' con il turismo. Tra l'altro voglio anche segnalare che Vicenza ha un bellissimo turismo, un turismo di un bel livello, perché non è un turista mordi e fuggi il turismo che viene qui a Vicenza, vuole vedere mostre, vuole visitare palazzi, musei eccetera, quindi anche come segnalazione voglio dire che il turismo a Vicenza è un bellissimo turismo alto. Detto ciò, se non ci fossero loro, noi poveri commercianti, ahimè, non avremo nessun introito, insomma, per le nostre casse. I vicentini, come sappiamo, vanno in vacanza, sono tutti via. Turisti, ripeto, ce ne sono, perché ce ne sono, non a livello di un paio di anni fa, questo va detto, però ce ne sono. Secondo me adesso lavoriamo con chi è andato in ferie in luglio e chi in agosto non può permettersi le ferie. E grazie alla generosità dei vicentini che hanno aderito all'iniziativa Dona il tuo vecchio mobile, sono stati ammobiliati 10 appartamenti di proprietà del comune destinati a progetti di accoglienza diffusa. Sono stati ammobiliati 10 appartamenti comunali adibiti a strutture di accoglienza grazie alla solidarietà dei vicentini che hanno donato i loro mobili o elettrodomestici usati ma in buono stato e funzionanti aderendo all'iniziativa Dona il tuo vecchio mobile. 4 mesi fa, insieme ad IM Ambiente, abbiamo lanciato un progetto sperimentale che era il Dona il tuo mobile. È stata un'esperienza molto bella, molto importante, soprattutto visto il grande sostegno ma la grande risposta avuta dai vicentini. Sono oltre 200 le persone che hanno chiamato lo sportello Vicenza Solidale, sono oltre appunto 200 le persone che hanno capito o provato a capire se potevano esserci di aiuto. 59 di queste hanno appunto visto l'incontro con IM Ambiente, hanno visto vedere degli dipendenti loro uscire per capire se il mobilio potesse essere utilizzabile e con 33 appartamenti che hanno donato appunto dei mobili ne abbiamo arredati 10 del Comune di Vicenza. Un'iniziativa nata in vista della riorganizzazione complessiva del servizio di accoglienza diffusa in città da parte dell'assessorato al sociale a seguito della chiusura della struttura di accoglienza notturna di Via Giordano e dell'acquisizione di nuovi immobili per l'Housing First e l'Housing Led, che ha raccolto una significativa risposta da parte dei vicentini. È stata una solidarietà travolgente, possiamo definirla, nel senso che sono arrivate oltre 200 richieste e devo dire tutti immobili di valore, di qualità, quindi i cittadini hanno avuto proprio la gioia di donarci qualcosa in buono stato che ha contribuito ad arredare appunto questi 10 appartamenti. Dal vicentino al veneziano, a Venezia e in più in generale anche in provincia continua a crescere il numero di appartamenti vuoti e non occupati da residenti ma utilizzati per locazioni brevi o come seconda casa, un dato che stride secondo la CGIL con le difficoltà abitative di grosse fasce della popolazione. Assieme al lavoro, la casa rimane un'emergenza nella città metropolitana di Venezia, dove secondo i dati Istat, ripresi dall'osservatorio Occio, continua a crescere l'espansione delle abitazioni vuote o occupate da persone non residenti. Dei quasi 150.000 appartamenti registrati in Comune di Venezia, più di 26.000 sono vuoti o non occupati da residenti perché seconde case o locazioni brevi. Nel cosiddetto centro storico e nel litorale, queste case sono 20.000, oltre un terzo del patrimonio residenziale complessivo, con punte quasi del 40% a Venezia città. Il peso dello sfitto si attesta tra il 7 e il 7,5% in tutte le municipalità comunali dell'entroterra. Gli ultimi dati Istat confermano che le abitazioni non occupate aumentano in particolar modo nel litorale, ma lo stesso aumento registriamo anche nel Comune di Venezia.
E questo ci dice chiaramente che quando addirittura si arriva a percentuali come quelle di San Michele al Tagliamento, l'82,58 non occupate, questi dati ci dicono che c'è una fortissima pressione di seconde case, ma soprattutto una fortissima pressione turistica. Secondo il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, questo quadro chiede delle soluzioni straordinarie e urgenti alle istituzioni, chiede alla politica che venga data priorità alla casa. Serve una regia unica tra comune, ATER, regione, università, ULS, IPAV, grandi istituzioni pubbliche, perché così si può dare una vera risposta a un'emergenza che sembra davvero senza fine. I canoni elevati, la maggiore e costante redditività delle locazioni turistiche rendono sempre più difficile, quasi impossibile, trovare un'occupazione stabile e accessibile. E questo ovviamente incide anche sul mercato del lavoro, perché servizi pubblici fondamentali come servizio sanitario, servizi educativi, pensiamo a tutte le funzioni centralizzate dello Stato, questi lavoratori non riescono più a trovare una casa nel territorio in cui lavorano, in particolar modo nella Venezia insulare. Dopo 2 mesi di avvistamenti lungo la strada provinciale e lungo l'Adige, la cagnolina Stella aiuta le autorità a catturare a Barbona il velenoso lucertolone messicano. I primi avvistamenti erano iniziati a giugno, come testimonia il sindaco di Barbona, Francesco Peotta. Alcuni utenti della strada lo avevano visto attraversare lungo la provinciale 1, posta in sommità all'argine lungo l'Adige. In particolare una signora il 30 giugno l'ha avvistato, si è fermata e ha mandato foto e video. Il comune è partito con gli avvisi immediati e ha iniziato a coordinarsi con gli enti competenti, ULS e carabinieri forestali in particolare. È stato deciso di dare un'allerta contenuta nell'ambito locale e un'informazione utile alla popolazione del posto, senza però enfatizzare il fenomeno. La svolta nella serata di martedì erano circa le 19, dice ancora il sindaco, quando la cagnolina Stella ha iniziato ad abbaiare all'impazzata e in modo più agitato del solito. Ad accorgersi della presenza del rettile è stato il padrone di Stella, che lo ha visto rifugiato sotto un mucchio di assi di ferro ed ha prontamente avvisato il sindaco, che a sua volta ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine adibite alla cattura. Nel giro di un paio d'ore l'animale è stato catturato. Si tratta, nello specifico, di un lucertolone messicano denominato in gergo scientifico Eloderma horridum ed è una delle poche lucertole che ha un morso velenoso. Si nutre di piccoli animali e di uova. Può arrivare a una lunghezza di 90 centimetri. Si sposta preferibilmente nelle ore serali e notturne. Nelle ore più calde rimane rintanato. Ora, fortunatamente, è stato catturato. Ed è stata trovata in condizioni critiche agli alberoni e curata dai biologi del Museo di Storia Naturale di Venezia. Ora è tornata in mare. Si chiama Macondina ed è una tartaruga caretta di circa 1 o 2 anni. Abbiamo qui la giovane tartaruga marina Macondina, una caretta che è stata trovata al Lido di Venezia, nella zona degli Alberoni, qualche settimana fa, fortemente debilitata e coperta di balani. In questo caso è stata trasferita al centro di recupero ed è stata ripulita da questi balani dal nostro veterinario. Ora è nelle condizioni di poter tornare in mare. Sono animali molto piccoli, sono animali pelagici, quindi questi animali devono essere mollati al largo. Ci troviamo al centro Morosini, il centro di soggiorno Morosini del Comune di Venezia, dove da anni, grazie al progetto NECET, è stato allestito un centro di primo soccorso per le tartarughe marine. Questo perché non è raro trovare nell'Alto Adriatico degli esemplari di tartaruga marina, soprattutto della specie tartaruga comune caretta, che frequenta assiduamente il nostro mare. E quello in sostanza che viene fatto in questo centro di primo soccorso delle tartarughe è cercare di curare l'animale se non ha problemi di galleggiamento, se non ha problemi di immersione. Sono tutte cose che vengono controllate prima di poter liberare l'animale il prima possibile. Essendo animali selvatici comunque
vanno liberati il prima possibile. Noi cerchiamo sempre di sottolineare come l'importanza di segnalare questi animali sia appunto essenziale, perché sono specie protette e quindi sono tutelate dalla legge. Il numero giusto da chiamare se si vede un animale in difficoltà, oppure anche libero, oppure addirittura in certi casi anche morto, è il numero della Guardia Costiera, che è il 1530. Una villa palladiana salvata dal degrado da decine di anni di incuria è tornata a fiorire. Si tratta di Villa Fornicerato a Montecchio, Precalcino. È stata inserita nel 96 nella lista dell'UNESCO. Ivo Boscardini, l'attuale proprietario che ha promosso l'imponente restauro, ha deciso di renderla fruibile a tutti attraverso un'apposita fondazione. Sul posto per noi Daniele Garbini e Simone Squarcina. Villa Fornicerato a Montecchio Precalcino. Siamo all'interno di questo gioiello dell'architettura palladiana non ancora sufficientemente a cui è stato dato risalto, come Ivo Boscardin, che è il proprietario attuale dell'immobile, che è oggetto di uno restauro profondo, soprattutto di una storia travagliata e di un futuro, speriamo, glorioso e importante. Abbiamo l'onore di poter vedere proprio in questo momento della fase del restauro lo stato d'avanzamento dei lavori e soprattutto una serie di scoperte che man mano poi darete anche al pubblico e agli studiosi di architettura, perché sono dei tasselli fondamentali nell'architettura palladiana che state divulgando. Innanzitutto, cosa rappresenta questo edificio? Questo edificio, con le sue ricerche, le sue scoperte, tutte rese immediatamente pubbliche e fruibili da tutti, rappresenta la riscoperta, la rinascita di un'opera assolutamente palladiana, che ha nel suo interno nascosti decine e decine di tracce del famosissimo architetto. Qui è un'opera che Andrea Palladio ha fatto non per un nobile, non per una persona in vista, ricca, ma per un proprio fornitore, quello che gli forniva i legnami da costruzione per la maggioranza dei suoi palazzi in città e per la maggioranza delle ville. Allora, questo è un edificio innanzitutto tutelato UNESCO e soprattutto la storia travagliata, che era incredibile a dirsi, dagli anni 70 occupato abusivamente da campo nomadi, da senza tetto, a proposito del degrado, e questo rischiava veramente di essere perduto per sempre. Cosa avete trovato per esempio qui nella stanza del caminetto? La stanza qui, che era la camera del committente, mancava di una gran parte del solaio. Pavimento e solaio erano stati distrutti a causa di un incendio intorno, siamo risaliti al 1985, un senza tetto, per riscaldarsi forse d'inverno, aveva dato fuoco alla casa. Per fortuna durante la notte l'intervento dei pompieri ha impedito che questo incendio devastasse l'intero immobile. Ecco, allora bisogna dare atto a questo mecenatismo illuminato, diciamo così, perché comunque vi siete fatti portatori verso la comunità, ma non solo di questa generazione, anche del futuro. Ci sono anche importanti novità, soprattutto proprio tra poco. Ci sarà un atto formale proprio per tutelare il bene per i posteri. Esatto, io ho sempre dichiarato, ed è lampante per chi ha visitato questa villa, che il mio intervento non ha origini economiche, non ha cause personali, ma è fatto da un privato cittadino per fare un qualcosa di buono per la comunità, per tutti, per l'universo, perché è un bene UNESCO mondiale di tutti. Da pochissimi giorni, voi siete i primi a saperlo, io come proprietario assieme a mia moglie ho concesso in comodato d'uso assolutamente gratuito alla fondazione che porta il nome di questa villa, cioè Villa Fornicerato Foundation, una fondazione che comunque ho creato io, ma assieme ad altri aiutiamo a far rinascere questo bene. Adesso la fondazione è libera di usare in proprio questo bene come ne fosse la proprietaria. Ed ora l'ospite che ci ha raggiunto qui in redazione, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Affronteremo vari temi, anche la politica, ma prima, abbiamo parlato prima del Ferragosto, perché siamo nella settimana insomma, di Ferragosto, ormai manca poco per il 15 giorno di Ferragosto e
si pensa già a un assalto, insomma, visto anche il caldo e le temperature del Piave. Quindi avete pensato qualcosa, perché poi insomma la paura è sempre quella che ci sia tanta gente, però poi magari qualcuno si butti, come è già successo purtroppo, l'abbiamo visto nei mesi scorsi nel Piave, che sappiamo, lo dobbiamo ricordare, è un fiume non balneabile, ma soprattutto è un fiume che a volte, anzi quasi sempre, è pericoloso. Sindaco. Sì, a dire il vero magari quest'anno, permettetemi di dirlo, un po' meno, vista anche la crisi idrica che stiamo vivendo, quindi magari il pericolo oggi al Piave sì c'è, però diciamo che acqua ce n'è molta di meno, quindi magari ecco, può essere più facilmente raggiungibile. È evidente che poi dopo si raccomanda sempre attenzione, specie quando magari si attraversa il letto e c'è un cambio repentino del tempo, del clima, di ritornare subito indietro per evitare magari di trovarsi in situazioni di pericolo. Ci saranno, i controlli saranno sempre i soliti, noi non controlliamo a scopo sanzionatorio assolutamente, ma per vedere se vengono rispettate le regole anche all'interno del Parco Grave, e soprattutto magari per quanto riguarda le grigliate. Sappiamo che non si possono fare fuochi a terra, quindi ci sono delle aree adibite, ma comunque poi non si possono fare fuochi a terra. Anche qui, proprio in ragione del clima che stiamo vivendo in questo periodo, la flora è piuttosto secca, e quindi magari vuoi il cerino piuttosto che un qualcosa che liberi una fiamma, ecco, può causare degli incendi, per cui ecco, raccomando attenzione in tal senso, ma nessuno vieta, ecco, di andare al Piave e di fare la grigliata di Ferragosto. Ecco, la grigliata quindi non a terra, ma si può fare? Sì, beh, ma è come a Pasquetta, piuttosto che in tutti i periodi dell'anno. Ci sono delle aree adibite, a Spresiano abbiamo l'area picnic, dove ci sono anche i tavoli e quindi si può andare, ma anche sul resto del Piave, parlo chiaramente della parte vegetativa e non quella dell'alveo del fiume, ecco, lì si possono comunque fare, l'importante è che non si facciano fuochi a terra, perché se si ha il barbecue e se si ha il proprio posto, insomma, l'importante è rispettare le regole. Sindaco, il caldo di questi mesi ormai, non possiamo neanche dire settimane, ad aver un po' asciugato, un po' tanto asciugato anche il Piave. Ma sì, in realtà poi esatto, è il caldo, ma è anche la non piovosità che chiaramente porta a queste conseguenze. È vero anche che c'è un ciclo, mi pare triennale, adesso non voglio dire, magari dico una fesseria, però ogni tot anni si hanno delle stagioni piovose e poi si ha l'anno di siccità. Toccava quest'anno e devo dire che ci hanno preso, quindi non è ecco, un qualcosa di paventato in aria, ma è effettivamente così. È evidente che bisogna correre ai ripari, forse si poteva programmare già in tempi passati, però ecco, se mai si comincia, mai poi dopo si raggiungerà l'obiettivo, per cui è necessario cominciare a pensare a una politica che possa prevedere comunque di avere delle risorse idriche anche in periodi come questi, e non è che ci siano tante soluzioni, ci sono i bacini di laminazione, ci sono sicuramente anche ripensare a un modo di costruire le case, adesso non voglio dire le cisterne per raccogliere l'acqua piovana, però magari anche sì, e quindi bisognerebbe ecco, ripensare un po' al tutto, anche perché le colture devono essere bagnate e si deve andare avanti, perché sennò si rischia che i raccolti vengano persi. Comunque le persone hanno diritto anche di usufruire dell'acqua, per cui bisogna trovare una maniera ecco, che possa... Ecco, Sindaco, anche la raccomandazione però, perché insomma vengono, c'è il picnic, ci si diverte ed è giusto, è una giornata insomma per rilassarsi, però insomma la raccomandazione è sempre la stessa, quella che chi porta da mangiare poi rifiuti. Ecco, questa, perché poi ogni anno siamo al bilancio dove bisogna poi fare queste operazioni poi di pulizia del greto del Piave, proprio perché si lasciano poi magari rifiuti, sacchetti.
Sì, di fatto noi raccomandiamo sempre di portarli a casa. Abbiamo anche lì dei cestini, però spesso capita che abbiamo magari dei nuclei che lasciano lì il sacchetto chiuso, per l'amor di Dio, quindi tutto messo bene, lo mettono magari ai piedi. Il problema è che oltre alla flora abbiamo anche una fauna selvatica al Piave, che molto spesso appunto va ad aprire i sacchetti e poi li sparpaglia ovunque, per cui anche chi ha fatto, no, lasciamo perdere i maledetti che lordano, no? Ma anche coloro i quali vogliono comunque fare un qualcosa di fatto bene, tra virgolette, non si rendono conto che magari al Piave appunto arriva l'animale notturno che va ad aprire i sacchetti e poi sparpaglia il tutto in giro, per cui io raccomando sempre, insomma, di prendere e portarsi il sacchetto a casa. Di fatto, insomma, non si tratta di cose trascendentali. Per chi dovesse invece creare il problema e buttare rifiuti, comunque ci sono delle sanzioni. Sì, diciamo noi adesso, guardate, non più tardi di ieri, tra l'altro abbiamo parlato anche di quella strada lì che è via Spresiano, che congiunge la provinciale con Pedemontana. Ieri sono stati trovati una trentina di sacchi della spazzatura nell'area di sosta. È evidente che col vigile ecologico noi usciamo, vengono aperti i sacchetti, 9 volte su 10 vengono beccati. Il problema vero è che anche lì si scambiano, quindi una volta si sanziona uno, una volta si sanziona l'altro, ma continua, il problema comunque continua ad esserci. Andare ad agire a monte diventa difficile, non si sa neanche più come fare, perché molto spesso è gente appunto che viene da fuori, non è nemmeno del territorio, no? E quindi si raccomanda, poi dopo si beccano le multe, ma il giorno dopo c'è qualcun altro che lo fa. Bisognerebbe che ci fosse un po' di più di presa di coscienza che il territorio è di tutti e lordarlo non è bene. E chiudiamo questa pagina che è dedicata al Ferragosto per aprire quella, insomma, ne abbiamo parlato proprio con il sindaco l'altro ieri, insomma piste, strade che vengono trasformate in vere e proprie piste con gare di auto, l'abbiamo visto in Postumia, ne abbiamo parlato anche di quello, l'abbiamo visto anche a Spresiano con la gente un po' esasperata, già gli incidenti sono tanti e insomma è anche pericoloso, voglio dire, perché poi ti passa, magari uno ti attraversa e poi insomma capita la tragedia, quindi sindaco, si può fare qualcosa di più perché in realtà continuano. Quest'estate c'è stata veramente una recrudescenza di questo fenomeno che avevamo un po' dimenticato, le gare nelle strade, invece insomma abbiamo visto ci sono controlli, le bloccano, però poi si torna non curanti del pericolo poi. Ma in realtà poi il problema è che ci si sposta, cioè magari li beccano da una parte, qualcuno viene sanzionato, qualcuno no e quindi magari si spostano da altre parti. Io il problema di Spresiano non so se sia già sfociato, ecco, nelle gare clandestine o se rimanga un qualcosa di personale, no? Certo. Cioè qualcuno che arriva, fa la corsa, fa il freno a mano, no? Che poi è sempre lo stesso qualcuno, perché almeno così pare, no? È evidente che l'unico modo per fermarli sia quello di sanzionare e di beccarli nel momento in cui viene fatta la cosa. Non è sempre semplice, perché poi non ci sono tempi certi e cadenze certe, però è vero anche che nel momento in cui poi dopo si becca uno che corre una determinata, rischiano, no? Poi il vero problema comunque appunto è quello che se rischiano loro, a un certo punto sono anche affari loro, detta proprio a palle. Certo. Io sono piuttosto diretto da questo punto di vista qua. Se arrivi a 130 all'ora e esci di strada e becchi un platano, non dico che tu te lo sia voluto, però anche sì. Sai, se invece c'è la famiglia che rientra dal gelato, piuttosto che una coppia che rientra da una cena, insomma una serie di attori inconsapevoli di quello che sta accadendo e succede qualcosa a loro, allora lì sì, sai, cominciano un po' a girare le scatole. Quindi la raccomandazione anche qua è sempre quella di attenzione, perché sono cose che non portano a nulla, no? E comunque si rischia di mettere a repentaglio la vita degli altri, della tua, per l'amore di Dio, fanne un po' quello che vuoi, però il rispetto per gli altri credo che venga prima di tutto. È giusto che un sindaco condanni se vengono lanciati sassi, no? contro le auto,
Però il sindaco capisce anche. Il sindaco lo ricordiamo perché magari qualcuno non lo sapeva, insomma, dei cittadini hanno lanciato dei sassi contro hanno queste detto, auto. poi dopo non so se li abbiano lanciati o meno. Dei sassi contro queste auto che viaggiavano a forte velocità, ecco, giusto per ricordare cosa era successo. Di fronte a casa, sì, in una via dietro le scuole medie. Allora, chiaramente il sindaco il ruolo impone che uno dica no, non si fa, però è vero anche che, e attenzione, qua non è l'istituzione che manca, perché l'istituzione c'è, ma magari non c'è l'orario in cui oppure non è presente proprio, però in realtà quando si chiamano i vigili o quando si chiamano i carabinieri e i vigili tendenzialmente arrivano, no? Fanno i pattugliamenti, fanno di tutto, per cui è anche comprensibile che l'esasperazione porti anche a un comportamento che, ripeto, il sindaco comprende ma deve condannare. Poi io avevo aggiunto l'altra volta che anche quando si ragiona in termini di, magari esula un po' dal fatto specifico delle gare, no? Però quando si ragiona in termini di costruire delle infrastrutture importanti, spesso si lasciano da parte quelle che possono essere le ricadute all'interno di un comune. Noi lì abbiamo una strada al netto di dove sono successe della zona in cui dovrebbero essere stati tirati i sassi, ma la strada di cui parlavo prima, che ha un rettilineo di circa 3 km. Adesso è stata ceduta alla provincia, quindi non è nemmeno, anzi forse non è ancora stata, è ancora di SIS, quindi non è nemmeno di competenza comunale, però è evidente che in 3 km, col limite sarebbe di 50 all'ora, non c'è una persona che la faccia a 50 all'ora, ma già fatta a 80 all'ora starebbe bene, lì la gente va via anche a 150, no? Non c'è un rallentatore, non c'è un qualcosa che possa, no? In qualche modo limitare. Poi si aggiunga a questo il fatto che molto spesso anche i navigatori mandano per le zone abitate autoarticolati di un certo livello, perché non gli fanno fare la strada un po' più lunga, che magari è anche più snella, con rotonde e non va nel centro abitato. Ecco che il comune è costretto ad investire un centinaio di migliaia di euro in quell'area per creare tutto quello che non è stato creato quando si poteva già pensarci, ecco. Un'altra domanda era, tenendo presente che fra l'altro la Marca è una delle province con un tasso di mortalità sulle strade che è davvero importante, quindi questo fa davvero pensare. Sì, anche lì c'è tutto un discorso da fare, perché io credo... Il suo comune è attraversato da una delle strade più pericolose. Noi abbiamo la Pontebana, abbiamo 2 provinciali, cioè una provinciale che comunque taglia in 2 il paese, abbiamo Pedemontana, abbiamo il casello di Pedemontana e oggi abbiamo anche un casello dell'autostrada, per cui non ci facciamo mancare niente, ecco. È evidente che però i numeri vanno letti anche in base, credo, al numero di veicoli che ci sono, perché io credo che la nostra sia un'area in cui ci sono anche tanti veicoli e molto spesso c'è una sola persona, no? Ormai le famiglie hanno minimo 3 macchine, no? E quindi ecco, credo che l'incidentalità sia anche rapportata a questo. E poi c'è il discorso della distrazione, ma non tanto di chi guida. Io sono un motociclista anche convinto, amo andare in giro in moto e molto spesso non è l'automobilista a essere indisciplinato, scusate, il motociclista a essere indisciplinato, ma è l'automobilista che magari non si rende conto, no, della velocità o che stia arrivando il motociclista, si mette in strada, fa manovre particolari, gente che supera senza pensare a, quindi una serie di circostanze che poi portano ai numeri che conosciamo e molto spesso sono i motociclisti ad averne la peggio, ecco. Sindaco, noi ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. Pochissimi istanti perché poi chiudiamo con la politica. Molto bene. Siamo tornati nuovamente in diretta in studio per l'ultima parte di questo Focus TG e affrontiamo il tema politica. Sindaco, dopo insomma tante ipotesi, insomma tante voci, Sindaco Rispresiano ha deciso cosa farà, uscito da Fratelli d'Italia? No, non...
È una domanda alla quale francamente faccio fatica a rispondere, nel senso che tutti si aspettavano probabilmente il giorno dopo che ci fosse già qualcosa. Qualcuno ha anche parlato un po' troppo per i miei gusti, ma non importa, e tanto sono abituato, ormai ho le spalle larghe anche in tal senso. Io ripeto, sono uscito da Fratelli d'Italia perché non condividevo alcuni passaggi a livello provinciale. Credo di essere uscito anche dando una spiegazione assolutamente plausibile, ma anche elegante. Quello che è accaduto dopo non mi è parso altrettanto elegante, ma non importa, perché ci sta nella politica spesso, ecco, ci sono anche ragionamenti che non sempre stanno allo stesso livello, ma ci sta, e non è che ce l'abbia con qualcuno, non importa. Certo è che insomma si è scatenato un toto della pietra che francamente anche no, addirittura qualcuno così ha stigmatizzato alcune mie uscite prettamente di destra, come se fossero già una scelta fatta, quando rammento a tutti che io di destra lo sono sempre stato, non è che parlo come ideologia, poi a livello pratico credo di aver messo in piedi più robe di sinistra, tra virgolette, io come amministratore e la mia squadra, che tante altre amministrazioni che magari invece hanno una bandiera ben precisa. Per cui ecco, è evidente che la filosofia e il pensiero sia sempre quello. Adesso vedremo un attimo, perché lo condividerò anche con la mia squadra. Non nego che insomma, interlocuzioni ci sono a 360 gradi, non è necessario che io decida o faccia qualcosa. Ci ho messo 7 anni l'ultima volta per scegliere, e ricordo che tra l'altro venivo additato come il fascista, come quando sono entrato in Fratelli d'Italia eravamo al 3%, sono stato il primo sindaco in provincia ad entrare, non vi dico cosa si è scatenato, ma dove vai con sti fascisti, con sto, no? Cos'è? Ah, ok, no, guardavo, pensavo che scrivessero di me. E quindi voglio dire, fa parte anche un po' del gioco, no? E quindi non è che mi faccia paura prendere una scelta, piuttosto che il fatto è che uno può anche decidere di fare un passo a lato, di vedere un po' come va, poi dopo se qualcuno pensa che io possa essere una risorsa, sono qua. Se qualcuno pensa che sia un cretino che scrive sui social, sono qua comunque, insomma vedremo cosa succederà, però ecco, non... Lei ha sempre detto comunque rispetto alla Meloni... Io non posso dire nulla, io mi sono avvicinato a Fratelli d'Italia proprio perché c'era Giorgia Meloni, quindi questo l'ho sempre detto. Però ecco, da lì appunto a leggere cose del tipo adesso va perché è di destra, sono sempre stato, ho sempre scritto tutto quello che dovevo scrivere, ho sempre detto tutto quello che... non si guarda indietro. Ma si guarda avanti, si guarda indietro, ci si guarda anche di lato, è giusto guardare un po' dappertutto, ma non perché ci si deve accasare. Cioè non è quello il tema. C'è chi dice sei uscito da Fratelli d'Italia perché non sei passato alle regionali. Beh, magari se fossi passato alle regionali Fratelli d'Italia sarebbe stata un po' più simile a come sarebbe piaciuta a me, capito? Quindi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Io adesso penso a fare bene a Spresiano, ad amministrare bene il mio comune, ci sono tante cose da fare, siamo appena stati eletti e la gente è ancora più pretenziosa rispetto all'inizio, perché giustamente da un sindaco che è in carica da tanti anni si aspetta molto, come molto si aspetta dalla squadra che lo sostiene, e quindi stiamo lavorando alacremente per Spresiano, e quello oggi è l'obiettivo. È vero che sì, fa male talvolta leggere delle cose, no? Se ne va per opportunità, perché trova... Guardate, con la mia scelta ci ho solo rimesso, di fatto, perché io ero il primo di non eletti in Consiglio regionale, poteva succedere qualsiasi cosa e io sarei potuto entrare in Consiglio regionale. Avevo un incarico da un paio di mesi di consulenza col
con la 9ª commissione al Senato, al quale ho rinunciato, per cui ecco, chi dice che lo faccio perché l'ho fatto perché ho delle in visione opportunistica dice una stupidaggine, però ripeto, anche questo fa parte del gioco e fa parte magari di chi si espone molto. Tanti sindaci hanno fatto scelte ben più radicali della mia, ma non sono stati per nulla filati, per cui probabilmente ecco, è un modo per dire sì. Quindi sindaco, prima di chiudere, non è ancora presa una decisione? No, ma non ho decisioni da prendere ancora, Ecco, cioè, la decisione, poi io sono uno che le decisioni le prende al volo, spesso magari non è la via migliore, ecco, dovrei rifletterci un po' di più, ma insomma... Tanto abbiamo appena finito di parlare, saluto anche i 2 amici di Riese con i quali ero assieme adesso, proprio di questa cosa qua, che io sono uno molto impetuoso, no? Molto che reagisce a caldo, però nella vita ho sempre fatto così e ho visto che comunque ci ho anche preso, per cui dai. Ringraziamo il sindaco Marco Della Pietra per essere stato con noi. Arrivederci a tutti. Grazie. L'appuntamento con Focus TG è per domani, grazie davvero per averci seguito, ringrazio anche Francesco Cerone e Simone Merlo, i registi che ci hanno seguito fin qua, grazie e arrivederci, a domani.